mi sono dimenticato, dato che il sindaco ha ricordato questa manifestazione del Giovanni Frenz, l'abbiamo inserita nell'ambito di una manifestazione molto importante che si svolge a Cormons ed è il Jazz in Wine. Intendiamo anche che il rappresentante di questa organizzazione dica qualche parola, perché questa premiazione viene fatta proprio in concomitanza con l'ultima serata di questa manifestazione importantissima, ne testimone tutte le persone, sia italiane che straniere soprattutto, vengono ormai già da anni a questo appuntamento, devo dire molto molto importante. Grazie dottorale, Presidente, ci vuole poco tempo. Noi stiamo organizzando appunto per la 15ª volta il Festival del Giovane Kiss qui a Cormons, e l'idea è andata a Cormons proprio per mettere insieme la cultura, quindi la musica in questo caso, musica jazz, e le bellezze del territorio, i prodotti del territorio, il vino in primis e la gastronomia. Testimoniare brevemente per testimoniare l'importanza delle collaborazioni tra i vari operatori del settore, nel senso che anche la sempre maggiore importanza che ha a livello nazionale e internazionale il festival è frutto delle sinergie che ci sono con gli operatori del settore e con il gradimento che hanno gli appassionati, che sono i primi per la musica, e si sono accorti che l'offerta che Cormons Settorio dà è di alta qualità, come alta qualità la musica, così sono i prodotti. Quest'anno, il 15° anno del festival, abbiamo provato addirittura a portare i concerti pomeridiani invece della solita sede del teatro comunale, addirittura in catena. È stata una sorpresa, forse imprevista, e le cantine che hanno aderito hanno avuto una presenza di appassionati di persone veramente notevole. Questo è uno stimolo per collaborare con altre aziende. Vedremo negli anni prossimi di ampliare. Spero una cosa, non so chi ha vinto, spero che il vino vincitore sia di una di queste aziende, di quello che ci ha spiegato in questi giorni, che ha collaborato con noi a fare grandi Cormons, Jazz and Wine e tutti noi che siamo appassionati delle cose belle. Grazie.